Nonostante i sardi vaccinati siano l'84,8% della popolazione, rimane alta la pressione sui reparti ospedalieri che mostrano percentuali di occupazione superiori alla media nazionale, e quanto emerge da un'analisi di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Infatti, se a livello italiano l'occupazione media delle terapie intensive è al 5% e quella in area medica al 13%, nell'isola le intensive salgono al 10%, al limite della soglia critica, mentre si arriva al 20%, oltre la soglia del 15% in area medica. Un anno fa la situazione era molto diversa. A livello nazionale i tassi di occupazione in terapia intensiva e area medica erano rispettivamente del 37 e 41%, mentre in Sardegna si era in entrambi i casi all'11%. Ieri nell'isola c'erano 20 persone in terapia intensiva e 322 in area medica. Il dato preoccupante rimane sempre quello dei decessi, che dall'inizio dell'anno sono stati 424 per un totale di 2153. Solo a marzo se ne contano 95, un fenomeno su cui occorre che le autorità sanitarie regionali indaghino e che non può essere spiegato solo con l'elevata età media della popolazione. Sul fronte della campagna vaccinale, anche in Sardegna nell'ultimo mese si è registrato un deciso calo. Non è servita neanche la spinta del vaccino Novavax, e con le misure adottate dal governo, che porteranno ad un progressivo allentamento delle misure più stringenti come il Green Pass rafforzato, sarà difficile raggiungere a breve in Sardegna l'obiettivo di almeno il 90% dei residenti vaccinato.